Non ha potuto evitare l'impatto il camionista che si è visto all'improvviso di fronte un uomo. Erano le 4:40 del mattino a Ponte della Priula. Un auto articolato stava transitando in via Mercatelli quando, all'altezza di via Cadore, è accaduta la tragedia. Un 51enne della zona residente poco distante è stato travolto dal mezzo pesante. La vittima, Gianfranco Olivotto, 51 anni, di Susegana, lavorava all'Electrolux dove oggi i colleghi lo hanno ricordato con dei messaggi all'ingresso dell'azienda. L'auto articolato, condotto da un operaio di 47 anni residente a Spresiano, stava viaggiando in direzione Pieve di Soligo, una strada provinciale ad alta percorrenza con parecchio traffico, ma non a quell'ora. Saranno i carabinieri ora ad accertare la dinamica dell'incidente. La vittima stava attraversando la strada di tutta fretta. Perché a quell'ora? Lasciamo a chi di dovere fare le dovute indagini. Oggi piangiamo una persona che è deceduta tragicamente e anche un pensiero va al lavoratore, al camionista che anche in questo periodo di ferie alle 4 di mattina era già sulla strada per fare il suo lavoro, perché le tragedie sono per entrambi, per tutte e due le famiglie, penso. L'impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Conegliano. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il camion è stato posto sotto sequestro. Tanti, troppi morti in questi mesi a Susegana, spiega il sindaco Vincenza Scarpa. Speriamo che questo periodo finisca presto. Il fratello della vittima è molto conosciuto in paese perché fa parte di un gruppo di volontari che lavora ed aiuta nel territorio.